Piero, marzo-aprile 1987. In ordine di tempo è l'ultima intervista che ti ho fatto. Stavi registrando in una sala di incisione a Sassari. Che album era? Era Fontana Frisca, quell'album che doveva chiamarsi Osposidda. Sì, mi ricordo anche la domanda, come mai Osposidda, perché non avevo ancora deciso il titolo, no? E tu mi chiedesti appunto, come Esposidda, è un titolo forte, un album eccetera, infatti poi non lo chiamai Esposidda perché poi non era, voglio dire, è un brano importante ma non è il brano che identificava tutto l'album, insomma, poi l'album era un bel respiro, è passato qualche annetto. Era la prima esperienza di un vinile o di un CD o di una cassetta all'epoca in limba, o avevi già fatto qualcosa? No, venivo da Bardente, infatti, ecco. Che a Fontana Frisca è contrattare anche come titolo da Bardente. Io avevo già fatto a Bardente che aveva ottenuto un bel riscontro, poi per me era l'album del rischio, no? Del passaggio dall'italiano a quelli che consideravano questo passaggio una sorta di ghettizzazione, invece oggi si dimostra che non è così, insomma, no? Ed era l'album però della conferma, perché cioè Bardente era un album, sai, molto istintivo, poi bisognava confermare questa cosa, cioè rendere giustizia alla lingua sarda, cercandola di farla uscire un po' da questo senso piuttosto mummificato e archeologico, solo tradizionale, insomma, cioè renderla degli anni 90 come in quel caso nel 2000 come adesso, insomma, quindi non era semplice. C'era anche una sorta di ritegno, se non di vergogna, nel far vedere che ci si esprimeva in sardo, forse meno nelle popolazioni del centro Sardegna, molto di più nelle zone del nord e del sud dove bisognava parlare italiano per dimostrare di essere moderni. È cambiato questo? Ma questo è un vecchio discorso, è cambiato, secondo me siamo andati molto avanti su questo versante, insomma, nel senso che quella che tu chiami vergogna oggi per certi versi è orgoglio, non dappertutto. La resistenza maggiore sono le città, specialmente Cagliari, dove ancora questa identità è un po' anacquata, insomma, per cui il bombardamento mediatico, come dici tu, dalle altre parti, cioè la musica che anch'io ascolto, voglio dire, la musica americana, anglosassone, perché no quella orientale, anche è importante, però ha delle grosse difficoltà a passare, specialmente anche nelle radio libere, ecco, la musica nostra, che tecnicamente è fatta a mio avviso bene, non passa perché c'è ancora il concetto del locale, e il locale non è sinonimo di importante, no? Mentre adesso il locale è globale, secondo me, è il mondo, quindi c'è ancora un po' di resistenza, soprattutto, ripeto, nelle città. Fortunatamente ci sono tutte queste miriadi di realtà, di paesi nel centro Sardegna, nel nord, ma anche giù nel Campinano, che danno un grosso contributo invece, che dimostrano come il futuro è lo specifico, non è l'omologazione col resto, insomma. Facciamo ancora un passo più indietro. Anagraficamente nasci come Piero Salis, sì. Forse non tutti lo sanno. Artisticamente ti presenti alla ribalta in un momento in cui di Salis di cognome forse sì, ce n'erano troppi, e allora per non creare dei problemi assumi il cognome di tua madre. Sì, che poi non è vero neanche questo. Questo è quello che è passato, no? Mamma non si chiamava Marras. Marras è un cognome sardo, c'è tutta una storia un po' particolare. Io scelsi questo nome perché ho vissuto un momento non facile della mia vita, fui operato, ma ero abbastanza giovane, calcoli renali. C'era il mio compagno di stanza invece che era messo molto male, te lo dico in maniera molto breve, se no sembra una bella telenovela, insomma, poi non mi piace giocare su queste. Insomma, io stavo per firmare il contratto con la EMI, questo mio compagno di stanza si salvò ed è ancora vivente, si chiamava Marras, si chiama tuttora Salvatore Marras, io mi chiamai Marras, così come segno. Ecco, questa è la storia che non ho mai detto, ma adesso si può dire, insomma. Nasci a Nuoro? Nasco a Nuoro, sì. Studi a Nuoro? Sì. Vieni a Cagliari per che cosa? Per l'università? Sì, ha coinciso con l'università e anche il trasferimento di mio padre, che era un parastatale, quindi fu trasferito a Cagliari e andavamo tutti a Cagliari, insomma, questa sofferta trasferta, questa che ancora mi ricordo.
A Cagliari scoppia la passione per la musica, o perlomeno si rivela che hai Sì, la passione e hai un talento musicale. Sì. Inizi con un complesso che si chiama? Il primo gruppo era un gruppo, da Cagliari non poteva che essere così, i Nobili. Trovavamo in castello, per cui c'era tutto questo. Avevamo una bella divisa, la giacca in raso, insomma. Poi mi inserì in un concetto, in un mondo che era abbastanza professionale rispetto a quello nuorese. Il nuorese, la cosa più bella per me è andare a suonare nei matrimoni, dove insomma suonare era un pretesto, perché poi si finiva tutti abbastanza alticci, insomma. Qui invece c'erano già i club, no? Il periodo dei gruppi che avevano possibilità di esprimersi in questi spazi fisici che a Nuoro non esistevano, sono arrivati dopo, insomma. Quindi qui suonavamo, direi, tutti i fine settimana, con un certo tipo anche di organizzazione. Avevamo una bella amplificazione, insomma. Io ho cominciato con i famosi Dixon, insomma, no? Per cui eravamo molto improvvisati, era pionieristico. Dopo cos'era? Davoli per quella fase o no? Davoli sì, Davoli non era male, poi c'era il Semprini che era insomma un grande impianto. Voci, sì, storica. Sì. No? Ma io infatti Cagliari, il primo momento, l'impatto per me con i musicisti cagliaritani, con la realtà cagliaritana, furono proprio i microfoni, perché noi avevamo un microfono solo che assomigliava più a quello, sai, quelli che vendono varichina con un tastino, quello grigio, no? E noi cantavamo con questo, no? Invece a Cagliari, insomma, c'erano già le aste dei microfoni, era già una cosa seria, c'era il manager. E quindi, insomma, io già iniziai, essendo un cultore dei Beatles, a inserirmi già nell'ambiente, ma vuoi vedere che succede anche qua qualcosa del genere? Insomma. Quindi abbandonata la chitarra Eco e probabilmente usata la Fender, almeno il basso, o no? Sì. Il basso era chiaro, era quello. Hoffner anche il basso. Cioè. Hoffner, Paul McCartney, cioè quel basso a violino. Bisognava adeguarsi, no? Direi. Sì, Dopo i Nobili? Dopo i Nobili... No, aspetta, ti faccio aprire una parentesi. Sì. Ricordi qualcuno dei nomi dei componenti del complesso? Gianfranco Cano, che era un'ottima voce a mio avviso, ed era uno di quelli che poi insistette molto per il mio inserimento, perché io poi rubai il posto a un altro. Spesso succede, no? Certo. Andai a sentire le prove, ma tu suoni, io mi misi un po' a suonicchiare, eccetera, e mi ricordo che questo gruppo aveva una deficienza per me molto grave, cioè non armonizzava le voci, cioè c'era uno che cantava e basta, e gli altri non riuscivano a fare una terza, una seconda. Io che venivo dall'ambiente nuorese dove già dal primo vagito tu, no, canti a tenore, entri, esatto. allora lì, insomma, io mi ricordo ci fu un pezzo che tu ti ricorderai senz'altro, Ruby Tuesday dei Rolling Stone, e io feci così distrattamente vicino al microfono la terza voce, Yesterday don't matter. Questo si girò, ma come il disco, sì, come il disco voleva dire il massimo, anche insomma il chitarrista, l'altro ritmico come si usa, dice, forse è meglio che canti tu, e allora che suono, insomma. Per cui presi il posto di uno, e Gianfranco Cano, che aveva un'ottima voce e che ogni tanto oggi rivedo, che suona ancora, fa i locali, insomma, mi ha proprio ricordato questo flash. Dice, la prima volta che io capii quanto era importante avere un altro insieme, no? Cantare in due è molto più bello spesso, no? E quindi loro scoprirono che esisteva l'armonia. Senti, l'espressione massima internazionale di canti a tenore erano all'epoca i Beach Boys, a proposito di canti a più voci. Sì, che cantavano c'era un po' meno a tenore, insomma. C'era Brian Wilson che faceva... Barbara Ann era una delle cose più difficili da fare, no? Per entrare... Sì, avere Good Vibration dopo. Beh, io sono stato un amante non solo della West Coast, voglio dire, quindi Beach Boys, poi Crosby, Still and Nash, tutte queste cose mi hanno sempre un po' appassionato, i Mamas and Papas, che tu ti ricorderai. Purtroppo sì, per questioni anagrafiche. Sì. Mi piacerebbe dirti, li ho scoperti da poco, no? Anche perché non esistono più. Della mia vita. Sì. Dopo i Nobili, dicevo? Dopo i Nobili formai un gruppo
che poi diventò il gruppo 2001, prima avevamo un altro nome. Quindi già sponsorizzati da un negozio Sì, di abbigliamento che abbinava il suo marchio al vostro nome. esatto, cioè forse il primo caso qui, insomma, no? Di sponsorizzazione. E devo dire che fu un bel periodo, perché la cosa più difficile fu convincere gli altri a esistere autonomamente. Cioè noi facevamo le cover, quindi giravamo le piazze, i locali, no? E il concetto di bravura era sempre rapportato alla misura in cui tu riuscivi a copiare. A sembrare il disco. A sembrare il disco. Infatti sembra il disco era il complimento maggiore. Complimento massimo. In realtà io poi capii che questo non era un complimento. Sembra il disco, ma perché non ti ascolti il disco? No, questo è il... E allora la cosa più difficile fu far capire agli altri che bisognava rischiare, quindi fare delle cose. Io infatti composi un pezzo che si chiamava Avevo in mente Lisa. Sto parlando del 71-72. E lì cominciò un po' l'avventura, perché il disco arrivò, cioè incidemmo il primo disco, quindi grandi ricordi, molto bello. Partecipammo a quella trasmissione che allora andava molto in voga alla radio, Alto Gradimento, Albero Boncompagni che mandavano il disco, insomma iniziai a entrare in un mondo che era quello vero della musica leggera italiana. Era un bel gruppo quello, secondo me era un gruppo che già in Ti Sardegna... ricordi anche il nome del fotografo? Sì, Biolchini da una parte, e poi ci fu un altro fotografo. Nel secondo 45 di noi facevamo un disco per l'estate che si chiamava Messaggio e il fotografo era Nicky Graus, che ci seguiva e che era un amante e tuttora penso che lo sia ancora, insomma, amante Un cantante mancato. Cantante mancato, sì. Cavallo di battaglia in fondo al viale dei Gens, non so se... Sì, mi ricordo che era un gruppo siciliano, guarda che non mi... Cioè, qui, non ci sono problemi. No, lui fece, sai, quelli che ti seguono, no? Lui ci seguiva in un periodo, anzi ci mise a disposizione anche una villa che aveva a Donori, dove noi trovavamo. Ed era un fan. Barisone. Esatto. Ed era un fan nostro, accanito, e fece una bella foto che noi scegliamo proprio per la copertina di questo 45G, che si chiamava Messaggio, e che arrivò sesto al disco per l'estate. Ti ricordi, oltre che i brani che componevate voi e queste prime produzioni discografiche, ti ricordi che cos'altro cantavi durante le serate? Ma sai, I vostri cavalli di battaglia non scritti da voi. ma io facevo tutto un repertorio particolare. Il gruppo 2001, prima di chiamarsi 2001, aveva un altro nome che sapeva molto di sponsor, si chiamava gruppo Yamaha, no? E noi facevamo tutto un repertorio, direi abbastanza difficile, ma già per allora avanzato. Io facevo tutto Otis Redding, perché avevamo due sax, per cui, sai, quindi non... I've got dream, tutte quelle cose, no? Che insomma, noi facciamo 3 ore e mezza, 4 ore, quindi bisognava avere un bel repertorio. Bisognava sudarsi la paga, insomma. Direi. Poi facevamo delle cose, vabbè, i Beatles, perché eravamo un bel gruppo vocale, con me c'erano i gemelli Carlos, eccezionali da un punto di vista vocale, essendo gemelli avevano questa fusione di voce naturale, per cui la prima e la terza erano belle, proprio non come... E c'era Memo Sidi al sax, Franco Corda, voglio ricordare perché poi insomma sono passati tantissimi anni, quindi Bruno Olla alla batteria, e io facevo anche delle cose difficili vocalmente, infatti io mi ricordo che allora uscivo stremato da quelle serate che non erano concerti ma erano proprio lavoro di quello massacrante, e facevo un pezzo degli Aphrodite Child che si chiamava Want to Live, dove alla fine toccavi un do, per cui era un massacro perché la dovevo fare sempre, e poi c'era il famoso bis, no? Quando al Lido si ballava, mi ricordo che c'era un consigliere comunale di adesso, che poi è il capogruppo di Forza Italia, Chico Solinas, che era un grande fan degli Yamaha, che diceva: ma perché non mi fai di nuovo? Io lo odiavo, ma perché me la chiedi? Ce l'ho fatta una volta e invece dovevo ripeterlo. E niente, fu una bella cosa, una bellissima esperienza, dove insomma il repertorio era abbastanza vasto, ma ti ripeto, il salto poi fu quello dell'autonomia, cioè di cercare di avere un'identità propria. Ecco. C'è stato un momento poi in cui, per fare un favore a un amico che si sposava,
alla chiesa di... Ti sto mettendo in imbarazzo? No, assolutamente no. No. No, però mi interessa perché... Allora, c'era un amico che si sposava, Sì. che aveva a che fare col mondo della discografia, anche se non era un produttore. Era uno che... E Sì, che vendeva i probabilmente come regalo di nozze ti chiede dischi. Sì, di cantare l'Ave di Maria. cantare l'Ave Maria. Sì. Io all'epoca ancora non l'avevo sentito, non so neanche se l'avesse già incisa Maria Carta, ma non credo. Siamo in anni, bisognerebbe chiedere alla persona di cui stiamo parlando in che anno si è sposato. La chiesa era quella di San Saturnino e tu intoni questa Ti ricordi queste cose? Ave Sì. Maria. Sì, mi ricordo bene questo fatto, perché ancora oggi mi succede qualche amico che mi chiede questo, io se posso lo faccio molto volentieri, però perché è uno dei brani che mi ricorda proprio l'ambiente nuorese, la chiesa, la sacralità, tutto un mondo che per me è importante. E questo pezzo secondo me è uno dei rari pezzi che sintetizza quella che è il nostro modo di essere cristiani, cioè come dire, è una sorta di sacralità che ogni sardo ha dentro, no? E nello stesso tempo è paganitas, perché io l'Ave Maria, oltre che nelle processioni, l'ho sentita cantare nelle feste, no? Proprio dai cori per cui è un brano unico. Devo dire che difficilmente si può comporre una cosa così particolare cantata nell'ambiente che forse l'è più proprio, cioè in chiesa, assume un fascino importante. Io la cantai alla Nuorese, lì penso che fu una cosa molto gradita, perché poi io misurai il successo in lacrime e lì le lacrime furono parecchie, per cui oltre che insomma poverino si stava sposando, quindi le lacrime erano molte, ma voglio dire... Il fatto che me ne ricordi ancora, evidentemente c'era mi stato un sorprende patto, una suggestione in quel momento. Sì. Il matrimonio, non me ne voglia Lello, Sì, o Nello, che Nello, dir si voglia, Nello, sì. che si sposava, passò per un attimo in secondo piano perché c'era stata questa tua esibizione. A un certo punto arrivi al top del successo discografico vincendo un premio, qui non sono tanto bravo da ricordare l'anno, cos'era, la gondola d'argento, la gondola a Venezia? Sì, una era la manifestazione gondola musicale. che quell'anno si chiamò Vela d'Argento. Vela d'Argento, io mi ricordo che fu anche quello un bel momento. Mi ricordo anche che tu eri in un'altra emittente, leggevi il telegiornale. Sì, no? lo possiamo dire, Videolina, ci ho Videolina. lavorato 12 No, anni. perché non è non che... so che cosa succede, Sì, perché io non rispetto succede. sempre No, non un succede sano niente, antagonismo, ma d'altronde. so. Per Videolina, carità. Anzi, sono orgoglioso di averci lavorato per direi, 12 anni. benissimo. E mi ricordo l'annuncio, dice grande ancora un grande successo di eccetera eccetera, e io vidi registrata la cosa perché voi deste la notizia subito, per cui ero ancora lì quando questa cosa si divulgò, insomma. Mi fece piacere questo premio, prima perché era il primo premio, insomma, neanche a scuola me l'hanno mai dato, voglio dire, era una cosa un po' particolare. I primi furono dei Streets e poi c'è questa sorpresa mia, insomma, con un album che poi non era un album neanche il migliore secondo me mio, c'era 2 o 3 pezzi, Quando Gigi Riva tornerà, c'era Lettera, Uomo Bianco, insomma c'erano delle cose. Beh, però cominciava a apparire nei suoi contorni il Marras, cantautore sì, di un certo impegno, sì. non la canzonetta tanto per la canzonetta, Sì. ma Sì, è vero. quelli questo. che parlano bene dicono un messaggio da trasmettere. Sì, è vero. E lì ci fu questa sorta di consacrazione, poi i premi sono, insomma, almeno in Italia significano molto, per cui da allora mi sono affezionato ai premi in qualche modo. Primi anni, prime composizioni, non ancora in limba, in italiano, probabilmente lì hai pensato, beh, Piero sei arrivato, hai svoltato. Sì, c'era hai avuto un attimo questa sensazione? Beh, certo, poi quando stai con una casa, insomma, con una multinazionale, cioè la multinazionale la puoi odiare per certi versi, però vedi i mezzi che hanno e ti fanno spavento. Cioè io quando uscì uno dei primi dischi di John Lennon, quando si separò dai Beatles, io fu uno dei primi in Italia a sentirli, perché stavo alla EMI
e arrivavano da Londra le radio, ma non è possibile, sì, guarda, ti facciamo sentire adesso, ma se non è uscito il disco di John Lennon, ma noi ce l'abbiamo già. Ricordiamolo, la EMI, o per i più sofisticati la EMI, come la chiamano in Inghilterra, era l'etichetta principale da cui poi nacque la Apple, prima ancora Parlophone, ed era l'etichetta che distribuiva i dischi dei Beatles. Sì, tutti i Beatles, poi Stevie Wonder, quindi io stavo nella succursale italiana della EMI, che era una casa che insomma sfornava successi. Mi ricordo che il primo con cui io ebbi dei contatti, e forse l'unico con cui legai molto, fu Pino Daniele, che visse un periodo di crisi, ma poi esplose. Insomma, lui visse un periodo di crisi perché alla EMI non volevano che lui cantasse tutto in napoletano, per cui lui era in bottega e disse: a Bolzano non vendiamo un disco, e lui dice: a me che me frega, non disse proprio così, ecco. Lui aveva questa produzione, fra l'altro aveva questa produzione prima che era I Sopaz. Sì, lui aveva questa e continua a avere questa identità, anche se oggi canta molto di più l'italiano, però a me piace molto di più quando canta come parla, ecco, quindi nel mio caso invece io non riuscii a fare capire a questi signori dopo 3 album, forse anche perché io capisco benissimo i produttori o quelli che investono, che dopo che hanno ottenuto un certo risultato arrivi ad esempio a la Vela d'Argento era già un passaggio importante per dire esisti, sei già dentro, per cui adesso col prossimo album investiamo un bel po' di soldini. E tu senz'altro, dopo ci fu Pino, poi ci fu Franco Battiato che ha un grosso successo col suo album, e dice: adesso tocca a te. Soltanto che io non riuscivo più a scrivere delle cose che mi piacevano in italiano, cioè quello che mi girava intorno non era degno di essere scritto, oppure io ero in crisi, oppure ci fu un momento in cui la musica, quella d'ascolto, quella cosiddetta impegnata dei vari messaggi, come li chiami tu, ma ha avuto un momento di sbandamento. Io forse l'ho vissuto in pieno. E poi quando uno ritiene di avere delle cose da dire in un modo diverso, con una lingua diversa, un mondo che fino allora non l'aveva cantato nessuno, se non a livello così un po' folclorico, oppure, ma insomma la lingua sarda non era mai uscita in questo senso, io ebbi questa intuizione e cominciai a scrivere in sardo, cominciai a scrivere con una lingua che tra l'altro io non avevo mai parlato bene, perché a casa io non parlavo il sardo, mamma sassarese, babbo di altra zona di Sindia, per cui 2 varianti linguistiche diverse, l'ostracismo nei confronti della lingua sarda, sono i soliti discorsi, ma è meglio sempre ribadirli, per cui la scuola impediva anche di parlare, se no anche a livello così di costruzione di frase, baggianate enormi, insomma. Non dico, parlando il sardo poi non si riesce a parlare bene italiano, tutte queste falsità, tutte queste stupidaggini, però creo tante vittime, una delle quali fui io, per cui io la vedo come una sorta di riscatto, questa cosa di usare la lingua sarda, l'ho sempre, oltre che un'esigenza artistica di suono di lingua, che è la cosa primaria, insomma, ma poi dietro c'era un riscatto, se vuoi in sardo, tra virgolette, una vendetta. Quando mandai a Magrini, che era allora direttore artistico e curava il marketing, questa cassetta: senti, io voglio cantare, voglio fare queste cose. Mi dice: ma sei impazzito? Sì, saranno belle, ma dove le vendiamo queste cose? Noi non possiamo produrre un disco. Che brani erano? Erano i brani di Abbardente, c'era tutto Abbardente dentro, c'era in Nuce, poi insomma chiaramente dovevo lavorarci. Gli hai mandato un pezzo dove c'era dentro il vinello di Budusò, cosa vuoi? Sì, sì, è vero, Rondinetta, tutte queste cose qua che dice non si capisce se sono giuste o... Io pensavo che la musica arrivasse da pesce, cioè io ragionavo anche in termini, ho cercato di ragionare in termini un po' diversi, non si parlava allora di world music, di musica etnica, si era lontani, sto parlando dell'83-84. Perché il terzo album uscì nell'82, per cui io avevo quest'anno di tempo per fare l'altro, quindi 83 a cavallo 83. E non si parlava di queste cose, per cui loro consideravano, direi legittimamente, tutto quello che non veniva da Napoli, perché da Napoli avevano già avuto qualche bel riscontro, ma il resto dell'Italia come dialettale. E allora io dico... Tra l'altro, scusa se ti interrompo, arrivavi anche in un momento sfalsato rispetto a quegli anni che c'erano stati in cui il folk improvvisamente aveva preso piede, il duo di
Piadena, Tony Sant'Agata, Sì. addirittura avevano fatto un girone a Canzonissima Sì. per i cantanti folk. Sì, Tu all'epoca cantavi in italiano, poi ti sei messo... Sì, però quello era folk, attenzione, cioè non Era c'era tradizione. innovazione, era sempre tradizione, un po' così. Non era, infatti c'era Maria, allora che ebbe un bel successo, Maria Carta, insomma, ti ricordi quella Canzonissima dove c'era Certo. lei, Tony Sant'Agata, cioè. Quindi veniva accettato soltanto nell'ambito del folk, quindi io direi relegato in un emisfero abbastanza piccolo, insomma. Però che si potesse rendere attuale, che si potesse rendere giustizia a una lingua, quindi cantare in sardo come cantare in inglese, per dire, cioè usando anche la sonorità della lingua, che viene sempre prima di quello che la lingua significa, no? Noi che siamo cibati fin da bambini di musica inglese, cantavamo in quell'inglese maccheronico perché non capivamo assolutamente niente, però era il suono. Era dentro il suono, era dentro il ritmo. I Beatles sono stati fantastici in questo, sono i primi che hanno, dopo Elvis Presley, che hanno usato proprio il fascino della lingua, il suono della lingua, quindi non solo dare dignità ma renderla anche bella, misteriosa, no? Intrigante, con la pronuncia. L'inglese ha un certo tipo di, direi, di grande fascino, ma e poi è una lingua internazionale, quindi aveva tutti i numeri. Il sardo, essendo una lingua minoritaria, no, però aveva un suo bel mondo che solo in sardo, solo con quel tipo di lingua si può esprimere, che secondo me era degno di nota. Che tu chitarras
io dovevo coniugare quello che ho sempre fatto, dai Beatles alla cultura rockettara al mondo cantautorale, con una lingua che però era diversa, quindi non solo mezzo di comunicazione ma anche modo di raccontare mondi nascosti che per me stesso avevano fascino, e quindi se li scoprivo io volevo che li scoprissero tutti insieme a me. Il passaggio a musica da esportare, cioè a musica seria dove tu dici bello questo pezzo però non capisco le parole, io te lo canto in inglese, voglio essere capisci le parole, voglio dire, quindi, ed era anche unico perché non si poteva cantare in italiano. Se tu provi a cantare Mele in mano in italiano non è la stessa cosa, capito? Ha un altro, forse cioè, la prima frase, tipo giusto madre grande, madre mia, sì, rientra. sì, però nei poi tempi, no? C'è il rischio che diventi retorico anche, capisci? Mentre in sardo tu puoi fare delle cose, puoi anche fare un brano che si chiama Babbo Meu ed essere vero, perché quel codice ci appartiene. Ogni lingua ha la sua sacralità, il suo modo di essere, e certe cose che in italiano, babbo mio, insomma, io a volte dico che c'è la sindrome di Pinocchio se uno chiama il proprio brano babbo mio, insomma, no? In genere si usa mio padre, invece babbo mio ha una sua logica, perché recupera tutto un mondo di affetti e di come dire, anche di dignità, se vuoi, di rispetto. In babbo meu c'è ancora il voi dato al padre, cose che a cui io tengo moltissimo, perché sono nato in un contesto che mi ha insegnato anche queste cose, per cui comunicarle agli altri oppure cantarle insieme agli altri, insomma, e raccontare un affetto in sardo è diverso che raccontarlo in lingua italiana, che mantiene, voglio dire, che ha un altro modo per vivere l'emozione, per raccontarlo. Abbiamo detto allora, prima esperienza in Limba a Bardente. Successo commerciale? Ma il successo commerciale è buono, perché poi a Bardente sicuramente sarai stato forse ancora più teso di altre incisioni, cioè, vediamo anche perché se la scommessa va. C'era la scommessa, io mi ricordo che noi facciamo arrivare un fonico, uno dei più bravi, che si chiama Piero Bravin, che ho rivisto adesso in Vaticano, che avevo fatto un'altra cosa di cui poi parleremo. Cioè, si è fatto prete dopo quell'esperienza? No, ma nel senso che è diventato certo, responsabile, certo. Poi alla fine uno di quelli che cura il segnale in Mondovisione, cioè non... Certo. E lui rimase affascinato. Pensa, dopo 23-24 anni, dall'85, quanto è passato? No, 15 anni sono passati, adesso non esageriamo, 15 anni. Non invecchiamo prima del tempo, voglio dire. Però lui ultimamente, quando ci siamo visti proprio in Sala Nervi, mi ha detto: ma ti rendi conto che noi abbiamo fatto una cosa prima? Cioè, se l'avessi detto io era un po' presuntuoso, ma il fatto che me l'abbia detto lui mi ha fatto molto piacere. Noi 15 anni fa abbiamo fatto una cosa che oggi, vista con l'ottica di oggi, era proprio, come dire, l'antesignano di tutto quello che succede adesso nella world music mondiale, perché allora non esisteva nulla, quindi nulla che facesse pensare a un mondo, un piccolo mondo di una piccola isoletta, che però aveva un suo modo di raccontarsi con gli strumenti di oggi, insomma, no? Quindi insisto nel dire non nella maniera solita, folclorica, ma noi allora abbiamo fatto questo. Io ogni volta che sento questo, adesso tu ascolti, gli ho detto ancora a Bardete, sì, lo ascolto ancora, perché come l'ho vissuto io lì, in maniera proprio pionieristica, io poi, come giustamente hai detto tu, lì tenevo molto a questo lavoro, quindi ho curato tutto al millesimo, e il fatto di averlo fatto venire qua, lui ha scoperto la Sardegna, i sardi, con questa musica, per cui lui non può scindere le due cose. E questo è bellissimo, perché dice: per me la Sardegna è questo. Sono alcune sonorità che noi, insomma, allora non esistevano i campionatori o certi strumenti poi cui potevi anche giocare, insomma, no? Sulle sonorità. Noi abbiamo reso però il discorso elettronico sardo. Sto dicendo, insomma, delle cose che possono essere un po' presuntuose, però con una tastierina che allora andava molto di moda tra i musicisti, che si chiamava DX7, io ho fatto delle cose che oggi forse non riuscirei più a fare, ma perché avevo l'amore e il gusto di farle, volevo riuscire a trovare una sonorità che assomigliasse un po' che avesse il ricordo, che non fosse
le Launeddas, che però le ricordasse, insomma, perché le Launeddas è meglio che le suoni lui e bisogna lasciarli in quel mondo, a mio avviso, senza tanti elaborazioni. Però ad esempio io feci con uno strumento moderno che si chiama vocoder, tu hai presente i Rockets? Sì. Usavano questa voce. Certo. Ecco, io usai questa cosa dove un singolo può armonizzare la sua stessa voce. Oggi, insomma, sto dicendo cose che conoscono anche i bambini. Però, e feci i tenores, il ricordo dei tenores, Del la suono, sonata, ecco, sì. e li feci da solo perché solo così potevo rendere l'idea, perché se avessi chiamato loro li avrei prima di tutto violentati nella maniera, insomma, questo... Beh, ci hanno pensato altri dopo, Sì, sì. Anni di distanza. Sì, a fare... E quelle cose non le condivido moltissimo, insomma, anche se sono sperimentazioni che, se fatte bene, possono dare un ottimo risultato anche oggi. Però, tornando alla Bardente, quindi fu un bellissimo momento, unico, forse irripetibile, perché era il primo album, insomma, questo che poi fa parte del mio lavoro, per cui rimane una tappa fondamentale. Propria che ti lulas, questo sonno prende a fanno. Mere manna, mere mea. Imbriacato questo mondo, indefata ardente, e una china vale tu, vale tutta questa gente, imbriacato questo mondo. Meremana meremea, alla comoda su che lui, che ti fa che sono un'idea, si sono del macabero. Meremana meremea. Si chiamos a suonare chi s'usammene contento non lo lasciasi imbezzare per me questo momento non si chiusa a suonare.
Insieme a me stasera Paolo Zudda sulla batteria. Giancarlo Longoni al basso. Massimo Cossi alla chitarra. Massimiliano Ruiu alle tastiere. Dietro di voi Alberto R al mixer. Paolo R alle luci. Grande Pinuccio sul palco. E il grande Cisco che coordina tutto. La compagnia di danza Tersicore. Stanotte quando tornate a casa e cominciate a prendere sonno, è una bellissima notte. E stanotte se sentite improvvisamente un cinghiale che sta cantando, aprite le finestre, guardatelo, ma non sparategli, sono io che canto per voi. Visto che è andato bene il primo, facciamone un altro, Sì, che doveva chiamarsi Osposida, e Sì. siamo al famoso marzo-aprile dell'87 di cui abbiamo parlato all'inizio dell'intervista, che Sì. doveva chiamarsi Osposida. Poi Osposida, per i più giovani, ricordiamo, è il nome di una località tristemente famosa perché è legato a un fatto di sangue, un conflitto a fuoco Sì. tra latitanti e carabinieri, e forze dell'ordine in generale, c'erano anche poliziotti. Sì. E allora lì opti per chiamarlo Fontana Fontana Frisca. Frisca. Beh, lì ci fu l'incontro con Paolo Pillonca che fu importante. Io per la prima volta ho fatto un album dove io non scrivevo i testi e mi interessava uno che avesse il senso della cronaca, Paolo giornalista, ma anche della poesia e poi un sostrato di cultura forte, importante sul versante della sacralità. Da questo punto di vista è stato un bell'incontro. Devo dire che Osposida forse è stato il brano che ha segnato sì l'album, nel senso che è stato uno dei primi che io ho fatto, perché Paolo mi portava i testi e io musicavo i testi. Osposida fu anche limato perché certe cose erano molto dure, come lui scrisse questa cosa subito dopo i fatti, perché andò lì la notte, cioè lui visse in prima persona, e quando mi raccontò questa cosa io rimasi un tantino, ma come fai a scrivere? E invece riuscì a fare questa cosa che poi secondo me è molto, molto lirica, molto, oltre che avere una sua forza, insomma, però c'è il segno giusto, ecco.
su loco in horas malaguitas. Ballas graes arrotu in sas frunzas vermella. Chi è vos fa che lutto mortor de osposita. Assazzega sas armas, fiores han bruciato, su negava sas farmas, a su male favato. Si studavi in su puttu, un'ultima scintilla. Io vos fa che lutto portor de osposita. Sonelle vos passizzan fino in si stradone. Homines assimizzan a peder da sirvone. Saliera le assuttu, anche la samamida. Chi è vos fa che lutto, mortor de osposita. Ancora alla carrera frade, però che ne somos fora de esa barbaridade. E non cantan su mutus as feminas de idade. Assieme a Osposida che altri brani c'erano? Beh, c'è Sestue, che voi usate abbondantemente, vedo. Che sì, lì, guarda, a me non è rimasta tanto impressa Osposida quanto sì. Sestue, che a beneficio di coloro che seguono le nostre trasmissioni e i nostri spot d'antenna è quella in cui praticamente diciamo la cultura sarda è vecchia di millenni e via dicendo. Questo
per far capire a chi non ha abbinato il tuo pezzo ai nostri sì, spot. sì, sì. Sa cultura nostra tiene mizzas e mizzas de annos. A dies de hoy semus cominciende, tot un pare alla conosca de Abiru. Sardegna 1, sa prima televisione regionale europea. Niente, poi c'è Domos de Pedra che secondo me è un brano che resiste ancora molto bene, perché poi quando i brani non sono legati al contingente, cioè alla moda, possono invecchiare per qualche sfumatura, no? Perché oggi usi un suono, quelli sono... Però sono... Non vorrei che il paragone fosse irriverente, per carità, però se tu ascolti i brani dei Beatles oggi, non sono vecchi, perché in base a che cosa sono vecchi? Sono loro che determinano tutto, certo, in un certo periodo. Allora, questo tipo di brani, essendo fatto in un contesto sardo, con un certo tipo di mondo dentro, invecchiano meno, non sono legati a una moda, voglio dire, per cui ancora oggi, nonostante si facciano passi avanti nei suoni e proprio nel tipo di sonorità, però rimangono, direi, freschi, insomma. Io ancora li canto spesso, mischio, faccio, insomma, e ognuno mantiene una sua identità, ecco, una sua freschezza. Oddio. Ecco, tu hai parlato di tue composizioni, poi hai detto la prima volta incontro Paolo Pillonca, scrive lui i testi, scrivo io la musica, adattandola ovviamente a quella che è la metrica. Sì, è la prima volta che io scrivevo, forse sbaglio, perché io ho fatto anche delle cose di Pietro Mura in Abbardente, che era un poeta nativo di Isili ma nuorese di adozione. Ho fatto Arbore Pache e La Mortu Cantante. Dopo questa esperienza, cioè scrivere la musica sul testo, io parto sempre dalla musica quando il pezzo è mio, non parto dal testo. Poi, perché ho la presunzione di dire il testo c'è già, lo tiro fuori, questa non è mia, è di Bob Dylan, però è difficilissimo, cioè, spesso sbatti la testa perché ci sarà pure il testo dentro, però se non viene fuori no. Invece poi scrivere, invece, come ho fatto con Pietro Mura e poi con Pillonca, sul testo, ecco, è tutto un lavoro, non l'avevo mai fatto, quindi è la prima volta che ho fatto tutto un lavoro partendo dal testo. La domanda a cui volevo arrivare è questa. Per Sì. me, che sono completamente negato, mi piace la musica, ma non saprei da dove iniziare. Come si fa a comporre? Cioè, forse mi viene più facile pensare al testo, ma la musica, l'ispirazione da dove si trae? Dai suoni, da che cosa? Devo fare l'artista o devo fare Ma quello che lavora di musica? rispondi un po' da artista, un po' da amico col quale Ma stai io facendo credo, la come chiacchierata tutte in le... confidenza. Sì, no, ma io credo che ognuno di noi abbia dei bei momenti durante la giornata o durante il mese o durante l'anno. Dei bei momenti di disponibilità verso se stesso. Quando riesce ad avere questi bei momenti se ne accorge, perché gli altri reagiscono in maniera diversa anche nei confronti propri, no? Cioè gli altri li vedi diversamente, il rimbalzo è diverso, sei cittadino del mondo con una bell'anima. Ecco, questi momenti per uno che scrive canzoni, per uno che fa questo mestiere, bisogna recuperarli, quando ci sono bisogna usarli, perché poi finiscono. Cioè ci sono dei periodi in cui io, se dovessi mettermi a fare delle cose, a stare nel mio mondo, nella mia cantinetta, voglio dire, nel posto dove sto meglio, no? Che dopo il bagno, voglio dire, è quello, ecco, io spesso anche compongo anche in bagno, perché è il posto dove sei più libero, no? Dove dici, che no? Quei momenti là li devi sfruttare. Questo è voglio dire, è un concetto. Insieme a questo c'è il lavoro, cioè non è che queste cose arrivino dal cielo. E allora anche la disponibilità propria, quando io ti citavo, dice, che tu senti spesso, va ricercata, cioè te la devi scavare un tantino, cioè devi renderti disponibile all'evento. E questo significa... Devi essere pronto a cogliere quando arriva il momento. Quando arriva il momento, però il momento non arriva da solo, lo devi stuzzicare anche tu. Chiamiamola ispirazione. Va. Chiamiamola anche ispirazione, nel senso,
Però arriva se tu gli dai il terreno fertile, se no non arriva. Cioè non è che tu puoi fare una vita del tipo, no, oggi vado qui, domani vado in banca, poi dunque aspetta, poi a quest'ora c'ho questo, poi no, non esiste. Allora ti devi recuperare. Recuperarsi significa leggersi dei bellissimi libri, avere un ritmo diverso quotidiano, poterlo fare dopo aver pagato tutte le bollette, mi fermo, no? Perché so, c'è anche questo fatto quotidiano che poi ti angustia, no? Ecco, recuperarsi, avere un altro ritmo, andare magari al cinema, che da tanto tempo che non ci vai, essere meno frenetico e poi dire adesso venire in un bel posto se ce l'hai, oppure chiuderti dentro e uscire all'ora di pranzo e non sapere che sono passate 5 ore perché tu stavi suonando. E poi appunto poi c'è la musica. La musica è una fortuna che uno può avere o non avere, saper suonare due cose, fare due accordi e immaginarsi anche in maniera. Io ho un modo teatrale di scrivere, per cui io sto ripetendo tutto quello che facevo dall'infanzia, avendo giocato quasi sempre da solo, essendo l'ultimo a casa, quindi tra me e mio fratello sono 4 anni, ma una generazione. Quindi io giocavo da solo, io facevo il campionato da solo di calcio, facevo i commenti da solo, facevo tutto. Quindi ancora oggi gioco, questa componente di gioco non l'ho mai persa ed è fondamentale. Ma non solo per me, per chiunque faccia il mestiere che fai tu, penso che abbia una componente di gioco dove tu hai imparato allora a gestirti, no? A essere. Adesso sei un po' solo cresciuto, ma rimani quel bellissimo bambino che eri allora, perché con queste belle intuizioni, questa passione. Mamma ringrazia tantissimo. Certo, no, il bellissimo bambino era in senso generale, non solo per te. Ma quello che voglio dirti è che se perdi questa componente gioco è meglio che cambi mestiere, ecco, che allora veramente chi non può giocare più forse chi appunto fa un mestiere un po' diverso, un po' meno creativo. Ecco. Questo per quanto riguarda la musica, ma per carità non credo che li troveremo nei trattati di poesia, però frasi del tipo libri, giornaletti, l'università, bistecche, giornaletti, l'università, sì. m'han reso la vita un po' più facile. Ecco, questo è tuo anche come testo? Sì, beh, i testi italiani sono tutti miei. Questa sì. Dove l'hai pescata? Beh, una curiosità, così no, prendendo. Ci sono delle cose che vanno un po' di getto. Per cui io credo, questa è una mia teoria, e tale deve essere, insomma, perché potrei scandalizzare qualcuno, ma non lo so. Io credo che le cose più belle che si scrivono nel momento in cui riesci a scavalcare la mente, riesci a non essere razionale, riesci a dire adesso ti frego, mentre stai pensando c'è un attimino, come la finta, no? Come la finta nel calcio. Allora il momento in cui tu riesci a essere meno razionale, più disinibito, e scrivi quello che ti viene, che sembra non abbia senso, invece ce l'ha, perché bistecche e giornaletti in università e dove vado a parare? No, però questo tipo sono 3 immagini, 3 flash dove, capito, c'era una serenità di vita, una comodità di vita fatta di bistecche, giornaletti e di università, che era il posto dove tu andavi, tanto che se non andavi in esame vai tranquillo, proiettato verso il futuro, e la vita era facile. Poi il sangue è buono, nel senso che sono pronto anche a produrre, a fare, insomma, ad avere una vita normale. Cosa vuoi di più? Lei, nonostante tutto, poi ti sorriderà, cioè tutto inglobato in una serie di cose già scritte, già organizzate per te, per cui tu non hai problemi, non vieni dal Biafra, sei in un mondo occidentale dove sei ipernutrito, per cui ecco, questo era il concetto. Però per scriverlo e per guardarsi bisogna avere quel tanto di incoscienza e di disinibizione. Qual è l'elemento che lo fa scattare? Per me è stato uno solo: far salire la pressione accompagnata da un bicchiere di vino serio, però bevuto, centellinato, e in questo senso voglio dirti, non è che io scrivessi in stato di ubriachezza, però spesso mi ha aiutato proprio per dire: questo che ho scritto è una grande stronzata, lo prendo e lo butto, adesso cosa faccio? Mi bevo un bicchiere di vino, allora iniziamo a essere un po' diverso, un po' più, no? Ci sono quelli che quando bevono vino non si ubriacano, io non mi ubriaco mai, è difficile, però mi serve spesso perché ho
mi cambia il carattere Quel spesso. leggero stato di euforia, Di euforia, allora quello basta. un po' C'è più gente- ottimista, no? Sì, è così. A grossi livelli si usa altro, tu lo sai, ma siccome non mi è Certo. mai interessato e trovo che in quel caso non sarei più io, oppure mi dà fastidio anche pensare che ci sia una sorta di Eppo che mi faccia fare il Pantani della Perché musica. farsi la strisciata col vino Eh, è un po', è vero, è un po' difficile. viene un po' difficile, ecco, per cui anche con la cannuccia è terribile. Cioè, poi il naso non lo sopporto. E allora io mi ricordo che cominciai così proprio quando non riuscivo a trovare le cose. Adesso ho un autocontrollo tale per cui non mi serve molto il vino, nel senso che mi conosco talmente e so che poi la cosa più importante prima di tutto è cibarsi di quotidianità, di esperienze, quindi questa disponibilità che poi tu prendi e trasferisci se riesci ad averne, insomma, i sentori, se ne vale la pena, voglio dire, esperienze, cose, e soprattutto, cosa fondamentale, riuscire a stare soli. Riuscire a stare soli, cioè a bastare a se stessi. Questa è la cosa che ti fa star bene anche con gli altri, che se tu ci pensi un po', il male di tutti è questo fatto che la solitudine viene vista come una negatività, è come l'isola, no? Cioè, siamo in un'isola, no? Siamo in un'isola alta, io lo trasformo in un bene questo. E anche la solitudine, cioè stare soli con se stessi, poi ti fa star bene anche con gli altri. Sei meno frenetico. Allora, è difficile però stare 4 ore ogni giorno a impostare il tuo lavoro, a fare dei nastri che la maggior parte delle cose magari è difficile che le ascolti tutte, perché sennò però incidi tutto quello che ti viene in testa, scrivi quello che... dopodiché qualcosa prende forma, insomma. Qua ti ho detto, beh, come su, No, un va po' di roba, benissimo. Camminando in stradone può riparare donna. Mi sa per tu a coccone caso marzapini che te butto su. Amor vivo ti lo giuro, cuba mi sembra correre sul sole. Resti il bonus che cantavano a tenore, mi rimballerò in bocca. Camminando in stradone può riparare donna. Io chi babbo mamma iaia kusuma kuda compare nuovo. Amor vivo sto scorron casania desa ballando a ballo tundu. Tu curva de subir pini che tu so. Camminando in stradone fuori para da manna. Amor vivo su poeta manu bocchina ne non sai io. E sti rendere in tu no come gente despreciso in tu lare. Tutto curva de su vini che te vudu so.
quest'isola de pianto e spontanea un'isperanza. Tutto curvare su vino, vieni che del buduso. La domanda che ti volevo fare adesso è questa. Dal tuo punto di osservazione privilegiato, che è quello del palco, che Sardegna hai visto cambiare negli anni? Ma io ritengo di avere la fortuna di conoscere bene le Sardegne. Noi abbiamo una grande varietà, che è quello proprio dell'essere diversi da zona a zona. Io me ne rendo conto dal tipo di reazione allo spettacolo, in questo caso alla provocazione dello spettacolo in limba. Non tutto in limba, perché molto spesso faccio anche uno stralcio di tutti i brani italiani, ma spesso non lo faccio apposta. Non faccio lo stesso concerto sempre. La reazione della gente è diversa. Ti posso dire com'è il pubblico di quel paese, delle città è facile, ma di quel paese ti posso dire che il nord reagisce in un certo modo, con secondo me più maturità nello spettacolo, più senso proprio dello spettacolo. Ti posso dire che il nuorese reagisce con un codice importante, che è quello della festa dell'insieme, molto bello. Campinanese ancora rimane un po' staccato rispetto a questo, primo perché c'è una variante linguistica che spesso non capisce, quindi lui se non capisce, come sta cantando incansato, non capisce, ha questa reazione, però rimane più sofferente. Penso che questa sofferenza sia la presenza di Cagliari, che annacqua un po' tutto, cioè toglie, aspira identità e poi pensa di recuperarla tutta, in realtà poi alla fine ci sono delle belle isole anche a Cagliari. Quindi abbiamo delle realtà completamente diverse, direi bellissime, perché poi il pubblico, se uno riesce ad andare bene qui, va bene dappertutto, perché trova... Insomma, è come il Reggio di Parma per la lirica. Sì, noi siamo un bel pubblico, però pretendiamo. Ci sono posti dove non applaudono e dopo ti dico che bel concerto. Ma scusi, c'era un po' di soddisfazione. C'era il buon Medda della Pola che ha fatto uno sketch bellissimo su questo, mi raccontava appunto questo. Dice, siamo andati in questo paese, non rideva nessuno. Cioè, per loro avere riscontro in media, qui facevano anche le battute, cercavano di farle capire meglio. E poi si è avvicinato a questo e dice, bellissimo. Figurati se era brutto cosa succedeva, voglio dire.
senza schizzo, bacio senza schizzo, bacio senza schizzo. Sorballo sul sorbo, andare a venire son nostros, vamos a bailar nos. Ma c'è una certa ritrosia da parte del pubblico sardo a sbracare, no? Come si suol dire. Sì. E Sì, questo no? lo vedi in tutte le manifestazioni della vita, sia con l'artista che fa musica, ma con il personaggio famoso che fa calcio o con l'attore importante che capita da queste parti e che il sardo magari dà di gomito, guarda, però gli lascia la sua privacy. Sì, No? sì, no, ma in questo senso noi siamo molto... Cioè, io non so se i tuoi concerti accendano l'accendino alla Il Baglioni. rondinedda ogni tanto c'è C'è, ogni tanto C'è questa questo- cosa. Però, vabbè, questo fa parte, insomma, poi sono cose che si imparano, pure... No, dico, pur amandoti, apprezzandoti tanto e quanto, se non di più, Certo. rispetto ad altri interpreti, Certo. però sono un po' più contenuti. Sì, abbiamo, è vero questo. Beh, io questo però, se da una parte è bello, dall'altro reputo questa cosa un po', come dire, un sintomo di non essere protagonisti ancora una volta, cioè di fruire solo, di non essere soggetti anche, no? In uno Questo spettacolo. pensi che l'handicap sia anche quello di essere sardi, che magari se tu fossi venuto da fuori, no? Non lo so, avresti avuto più riscontri, invece tutto sommato, ma sì, subiamo Marra, sì, buone No, canzoni, no, questo no. Io parlando dei sardi, parlo anche di me. Quando io ascolto uno spettacolo, sono come hai detto tu, quando assisto a un concerto, non sono moltissimi, però se mi piace una cosa vado, ma me ne sto da una parte e me lo voglio godere, me lo voglio no, lo voglio fare mio in questo senso, però non partecipo spesso a questo mondo collettivo di fruire tutti della stessa cosa. Se dovessi andare a sentire un tuo collega in un concerto, chi andresti a sentire in questo momento? Ma l'ultimo concerto che ho visto è quello di Dylan. Vabbè, quello dovevo. Dopo lì, 40 anni che aspettavo. Ma poi a Cagliari. Attualmente Conte, senza ombra di dubbio. Che arriva qua a fine mese. Sì, però io ho il concerto quando c'è lui, per cui mi è dispiaciuto non sentire De Gregorio adesso perché avevo lo stesso concerto, per cui è anche un po'... Poi ormai io vado sull'internazionale, capito? Per cui Don't Worry che era in Italia adesso, era a Catanzaro. Ecco, ma adesso siete artisti tutti e due, però passamelo. Da Don't Worry ci siamo cresciuti. Sì, La mitica cantante dei brani di Burt Bacharach. sì. Che cos'era? Sanremo, tutti quelli che hanno un cuore, davvero, Sì, qualcosa del genere, eravamo ancora piccoli. Eravamo piccoli, certo. Improvvisamente siamo lì, non dico duets alla Frank Sinatra, ma insomma, Beh sì. Era un- cosa ti passa? Cosa ti è passato davanti agli occhi? Ma guarda, la prima cosa che mi ha colpito... Cioè quando- ti sei sentito Bacharach a tua volta, No, l'hai io- preso come un rapporto di lavoro normale? No, normale no. Normale no.
perché guarda che devi fare insieme a Dionne Warwick questa cosa, per il telefono a Vale, non lascia perdere. Pino, Queste cose le conosco già. In realtà questo tipo di approccio è stato una delle cose che mi ha colpito di più rispetto a questo mondo magico della musica d'oltreoceano, no? Questi grandi, questi che dici, vabbè, ma in realtà sono molto più facili dei cosiddetti italiani che sono arrivati, e qui purtroppo siamo sempre uguali, dico, a livello italiano, no? Cioè quando è arrivato pensa di essere chissà chi, allora è inarrivabile. Io l'unica cosa che ho fatto per un italiano è stato un brano per Bocelli, che reputo uno dei più seri in Italia, che non ha battuto ciglio, il brano mi piace moltissimo e l'ha messo in sogno. Insomma, voglio dire, un album che ha stravenduto tra l'altro, quindi per me è stata anche una bella opportunità, insomma, da diversi punti di vista. Però l'impatto con un artista internazionale, a me quello che mi ha colpito è la facilità. Una volta che tu crei contatto, e lì ci sono impresari, manager, questi che riescono, ma poi quando io l'ho conosciuta in una sala di incisione a Milano, dove avevamo appuntamento una mattina per incidere il brano. Per incidere il brano, com'è possibile? Arriva lei con questo cappellino, gli presentano me, Piero, e mi abbraccia. Marrasa ha detto a noi in un'intervista. Ah sì? Dice, quando era appena uscita la notizia, lei era in vacanza a Portocervo, intervistata la nostra Martin Frey, dice poi farò un brano con un vostro cantautore famoso, Marrasa. Siamo rimasti un attimo a cercare di capire chi era Marrasa. È migrato negli Stati Uniti. Che lei chi era Marrasa, con la paragogica, poi l'ha detto, anziché Marrasa ha sbagliato l'accento. No, lei è stata di una, a parte insomma, che è molto fine come dice, ma la cosa che mi ha colpito è il rispetto che hanno per gli autori. Perché quando lei ha saputo che io cantavo, ma avevo scritto un pezzo. Attenzione, questi sono, cioè Bacharach, lei è vissuta di grandi, perché senza chi scrive queste persone non esistono, no? Quindi per la creatività hanno questo grande rispetto. Era lei che chiedeva a me, va bene come lo sto facendo? Ho detto, beh, un po' così, però ti farai. Magari domani, studia stanotte, no? E ci fu un take che noi abbiamo fatto lì all'inizio, quando venne questa giornalista di TG2 a riprendere, dice fateci sentire qualche cosa, facciamo sentire, non abbiamo fatto ancora niente, lei sapeva tutto il brano, già quando è arrivato, quindi non è che si presenta così, che è stato bellissimo, di un'emozione, perché io vedevo questa che cantava la strofa e poi io facevo l'altra, no, questa, e rimanevo un po' così, per cui c'era una bella emozione dentro, dove si è bloccato tutto il fonico, non è riuscito a registrare, non ha calcato il tasto, non ha registrato nulla. Però ho detto, questa me la devo prendere, me la devo conservare, non c'è niente, perché no, come, non hai registrato? No, dice, era troppo bello. Diceva, vabbè, era troppo bello, però no, io ti fulmino, perché sono anche persona. Perché, ecco, quello è stato il primo impatto, ma ti ripeto, la grande disponibilità e professionalità che poi si è vista oltre che in studio, fuori, quando siamo andati in Vaticano. Cioè lei non faceva niente se non c'ero io. Ci fu a un certo punto la Parodi che nelle prove disse, ti dispiace Mara se facciamo un'intervista alla Warwick dopo che cantate? No. Se Diane vuole, per me io non ho problemi, non mica devi chiedere a me. E lei dice no. L'autore. Cioè non certo. Dice, no, per loro se due stanno sul palco, sono due sul palco, non è che fai un'intervista a me e l'altro rimane lì, che insomma anche sul piano dell'eleganza non era molto noi siamo sardi, persone educate, che, insomma, accettiamo anche questo. Dice no, io me ne vado, dice no, non me ne frega nulla. Senti, Dionne Warwick a parte, sì. Ho accennato prima ai famosi duet di Frank Sinatra. Sì. Pensando in grande, con chi ti piacerebbe o ti sarebbe piaciuto, non dirmi Dylan un'altra volta, fare qualcosa? Intanto c'ho questa cosa con una cantante che mi piace moltissimo, che è questa cosa che dovrebbe uscire in inverno prossimo, che è Randy Crawford, che è una che ha una voce che fa paura, cioè io penso che il mio pezzo, che può essere giusto, può anche piacere, ma cantato insieme a una che riesce a fare le cose che fa lei, penso che acquisterà moltissimo e sono curioso di vedere che cosa succede, perché Dionne Warwick aveva tutto un suo mondo, però cantava tutto sommato molto soft, con estrema eleganza, no? E poi il pezzo era diverso. Qui è un pezzo dove
un artista come Randy Crawford, a mio avviso potrebbe farlo anche da solo, non c'è bisogno che la canti insieme a me, insomma. E io vorrei che la grossa aspirazione mia è che il suo singolo fosse questo, e penso che ci arriviamo, perché la maniera in cui lei mi ha parlato di questo pezzo, tra l'altro una parte del testo l'ha già scritto lei, per cui il pezzo diventa comune, insomma, quindi vuol dire che gli piace, che gli piace molto questo. Quindi già questa è una bellissima cosa. Poi mi chiedi con chi vuoi cantare, vabbè, insomma, nel mondo ce ne sono tanti con cui cominciamo, italiani. Un italiano. Conte. Sì, insisto perché è riuscito a ritagliare un mondo che mi piace molto, che è poi molto fine, poi insomma è il tipo di musica dove mi ci vedo abbastanza, insomma. Francese? E chi c'è? Ce ne sono ancora in Francia. Beh, io sono rimasto alla Aznavour, che è stato un mito per me, un grande, insomma. Senz'altro, vedi, in Francia non si dimentica, per cui durano molto di più in questo senso, no? C'è ancora Gilbert Bécaud, voglio dire. Oltre 70 anni continua a fare concerti a grandissimo livello. Senti, in Inghilterra ho già capito, fra i 4 il batterista no, fra i 3 con le quelli chitarre, che sono rimaste, no, fra i 3 con le chitarre chi avresti voluto essere? Fra i 3 io avrei voluto essere qua. Quindi mi sarebbe piaciuto. Non con Paul McCartney, che vedo sempre un signorotto molto elegante, però non fa parte di me. È grande musicista, per carità, grande, però è troppo elegante, insomma. Stati Uniti? Noi siamo cresciuti con Elvis. Prima una cosa, tra Beatles e Rolling Stone? Io Beatles, sì, in questo senso, nonostante mi piacessero delle cose che hanno fatto i Rolling Stone, non tutte. Ruby Tuesday, quella che ti ho giurato che fa, è una delle cose più belle. Ma insomma, fondamentalmente conosco tutto dei Beatles. Stevie Wonder perché? Perché è un mostro, perché è uno di quelli. Beh, io ho recuperato da poco un nastro che c'è in giro e che costa pochissimo, perché l'hanno buttato lì tra quelli che costano 9.000 lire. Se tu vai a frugare, quando aveva 12 anni, di Little Stevie è intitolato. E vedi questo che suona l'armonica e lo presenta questo bambino e si mette a suonare, allora suona il pianoforte, l'armonica, la batteria, le cose e poi canta. Già da allora dice era quello, capisci? E tra l'altro questa mia tesi è stata valorata anche da quello che mi ha detto Dionne Warwick, che mi ha raccontato di Stevie Wonder. Ha fatto i pezzi più belli di Woman in Red, che è un film, no? E li ha cantati lei, i pezzi di Stevie Wonder, per cui sono molto amici. E lei dice, guarda, se tu lo conosci, è un personaggio di quelli che si sveglia la mattina e si prepara tutto, no? Perché conosce tutto di casa sua, nonostante non veda, lui vede meglio di te. Perché allora, se tu lo conosci, lui fa delle cose solo cantando. Invece lui va in cucina, lui cucina, canta. In questo caso I just call non sei, I love you. Ecco, gli viene così. Cioè ha detto una frase bellissima, dice sembra che non è lui che ha incontrato la musica, ma è la musica che ha incontrato lui, perché lui è la musica. Il momento essere pronti a ricevere sì, quando arriva. Certo non lo puoi fare facendo la fila alle poste o cose di questo genere. Sì, infatti c'è gente che ha l'opportunità, perché poi quando ti affini hai tanti soldi ti puoi permettere di dire beh adesso, e stai 6 mesi, 7 mesi in un mondo che ti stimola. Non è detto che sia quello migliore, perché per me quello migliore poi è, ti ripeto, il tuo mondo, la gente, questa terra, quest'isola. Cioè se io fossi vissuto a Milano, al punto che questa gente ti piace, che a un certo punto, ahimè per un artista, dici beh, adesso scendo in campo, mi voglio impegnare. Esperienza politica. Sì, no? Altro tipo di palco, altro tipo di concerto. Quell'esperienza non è finita, cioè nel senso che io l'ho interrotta, però non intendo assolutamente finita, perché l'impegno c'è sempre stato e continua a esserci. È finito il concetto per me, io ho interrotto una mia esperienza perché non credo che bisogna interpretare il ruolo dell'impegno politico come un impiego. Cioè io sono consigliere regionale, mi ricandido, quindi ho un lavoro e mi ripresento, questo è il mio impiego e io mi costruisco la mia carriera. No,
perché a quel punto perdi di vista tutto, perché è un mondo estremamente pericoloso per chiunque. Pericoloso perché sei in un bel mondo ovattato, distante, troppo distante dalla gente, in un palazzo dove la gente alla fine non esiste più. E tu, se non te ne rendi conto in tempo, alla fine vedi, che cosa sto facendo qui? Fai parte di una bella corporazione, che è quella dei politici, tra i quali ho conosciuto persone degnissime, altre molto meno degne, e per cui questo tipo di separazione, per me, che ho sempre vissuto della gente, che ho sempre avuto questa grande fortuna di incontrare durante tutto l'anno la gente davanti, di cantare per la gente, di avere gli stimoli quando uno compone per quelli che mi ascolteranno, per cui c'è una sorta di simbiosi con la gente a un certo punto, no? Come fai tu a vivere poi in un mondo, in un palazzo che sì, dovrebbe fare gli interessi del popolo sardo, ma il popolo sardo è un'entità virtuale, poi alla fine è un mondo di burocrazia tale per cui riesce a fare pochissimo, ma molto poco, perché poi alla fine se tutti volessimo la stessa cosa, come io credo, perché insomma, dai parlamentari sardi ai consiglieri regionali dovremmo vedere tutti gli interessi, e tutti sono sicuro che ma che è chiaro, io voglio l'interesse della Sardegna, e perché non si riesce poi alla fine? E perché da 10-20 anni a questa parte qui non è cambiato assolutamente nulla? Stranamente tu il brano politico l'hai scritto prima di fare politica. A quale ti riferisci? Sto parlando di quello elicotteri, fenicotteri che io l'ho scritto spessissimo. io l'ho scritto no, non l'ho scritto prima, l'ho scritto nell'ultima parte della registratura, quando avevo già deciso di non candidarmi. Ma non candidarmi non significa adesso mi chiamo fuori, assolutamente no. Da questa nuvola si vedono volare gli elicotteri che stanno giocando a far la guerra in mezzo ai fenicotteri. Le truppe italiche mandate come antidoto al malessere hanno già nostalgia di casa e brufoli da crescere, ma per fortuna anche stanotte la notte passerà, e finché il mare non ci inghiotte noi resteremo qua. Che il mare non ci inghiotte, noi resteremo qua. Si Deus querete, esos carabineros lo permiten. Si queretes, esos carabineros lo permeten. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile, e se ti appacci un po' tu puoi vedere crescere anche gli alberi, e fra il corbezzolo ed il mirto fiorir le super carceri, ma per fortuna in questa notte la notte passerà. Finché il mare non ci inghiotte, noi resteremo qua. E finché il mare non ci inghiotte, noi resteremo qua. Si Deus querete, esos carabineros lo permiten. Si queretes, esos carabineros lo permeten. Da questa nuvola si vedono i complessi megalitici, che qui perfino la preistoria è appalto degli italici. A guardar bene giù, fra coste smeraldino cementifere,
non è superfluo domandare dove è finito il mare, ma per fortuna questa notte la notte passerà, e finché il mare non ci inghiotte noi resteremo qua. E finché il mare non ci inghiotte noi resteremo qua. Si Deus querer, esos carabineiros lo permiten. Si quiere Deus, esos carabineiros lo permiten. Noi sardopatici viviamo di entusiasmi un poco aritmici, crediamo ancora esista al mondo un Dio degli specifici. Chiediamo scusa se a volte risultiamo un po' nostalgici, ma abbiamo un sogno nel profondo e cuori preluragici. Ma per fortuna che stanotte la notte passerà, e finché il mare non ci inghiotte noi resteremo qua. Finché il mare non ci inghiotte noi resteremo qua. Si Deus quiere, esos carabineiros lo permiten. Si quiere Deus, esos carabineiros lo permiten. Si Deus quiere, esos carabineiros lo permiten. Si quiere Deus, esos carabineiros lo permiten. Io ritengo di aver fatto forse più politica. È rimasta a Saddie, fra l'altro, ricordiamolo, Sì. che la celebrazione del Saddie, adesso specifichiamo, non per quanto riguarda le revocazioni, le parate, No, quello vabbè, tutte ognuno- queste cose. sì. A te la cosa che interessava, mi ricordo di averne parlato, era stabilire una specie di stabilire l'esistenza di una festa nazionale Civile sarda. civile sarda. Sì. Chiamalo Orgoglio dei Sardi, chiamalo poi. Ma sì. Probabilmente non so se hai anche messo lingua sul fatto che dovesse essere quella data, perché sai che poi qua si sono aperte No, è chiaro. da quel momento. Ma guarda, io quando... Per molti il 12 aprile del Sì, 70. quello doveva essere lo l'anno. scudetto. Sì, va bene. L'Ardia di Sedilo, festa C'è dei uno che ha Sardi. detto doveva essere l'anno dell'autonomia del 48, dello statuto. Ho detto, mamma mia, cioè qui. Io ho detto, guardate che cioè la risposta è un classico anche questo sardo, e va benissimo, basta che si crei una dialettica. Io ho detto, guardate che anche se non esistesse un giorno da ricordare, ce lo dobbiamo inventare questo giorno. Cioè, necesse est. Noi dobbiamo averlo, capito? Un giorno di dire, noi non siamo un popolo solo di vinti, noi siamo anche esistiti e un giorno ci siamo anche incazzati. Capito? Se non ci dobbiamo incazzare con la storia, ma siccome non lo puoi fare con la Liliu storia... mi ha detto durante l'intervista Grande proprio Liliu. per
serie Cari Sardi, mi ha detto ricordati che siamo un popolo di sconfitti ma non di vinti. Sì. Ha detto, questa è una cosa importante, Certo. perché poi anche dalle sconfitte, e mi ha citato un paese della ex Jugoslavia, dice, dove la Certo. festa nazionale è Certo. proprio legata a una sconfitta, da lì poi è partita la riscossa del popolo. Quindi insomma, noi siamo un popolo di vinti o di sconfitti? Di sconfitti, di conquistati. Ma vinti no senz'altro. Noi siamo ancora un popolo che non crede molto nelle proprie possibilità. Quello che ci manca è proprio questo senso di riuscire a capire che poi alla fine non deve arrivare l'imprenditore che ci insegna a fare le cose. Insomma, se ci credessimo un tantino di più, uno può essere, io mi ritengo uno che ha fatto dell'anima la propria impresa, no? Oppure, voglio dire, ha investito su qualcosa che non esiste, perché è nato solo su che cosa ha investito. Cioè veniamo da una concretezza noi che è il mattone, no? Il lavoro sicuro e il mattone, queste sono le cose, figlio mio, un lavoro sicuro perché poi alla fine La banca, l'insegnamento, l'insegnamento. l'importante è il posto sicuro e poi il mattone, che era l'investimento, no? Lo vedi, lo tocchi, quello, poi non c'è altro, non c'era. Arriva uno come Renato che ti impazzisce e dici ma non c'ha nulla in mano, che cosa c'ha in mano? Allora, voglio dire, qui in questo scoglio stiamo parlando di uno che sta arrivando a livelli insomma enormi, per cui allora se noi avessimo più, secondo me, fiducia nelle capacità, io arrivo a essere anche proprio sciovinista estremo. C'è un quoziente di intelligenza superiore qua, c'è una sensibilità superiore che è derivata da un fatto anche climatico, di isolamento. Io arrivo a questo per provocare, voglio dire, no? Arrivo a questo, c'è, quindi se non lo sfruttiamo siamo noi cretini. Vogliamo essere vinti o vincitori? Non dipende dagli altri, dipende da noi. Allora, in questo senso io cerco di essere un vincitore. Attenzione che ci potrebbe essere anche quello che finge di aver vinto e allora io lo cito in una canzone, gira ballo tondo, sto correndo, ed è sempre lì. Quindi questo significa puntare su una personalità soprattutto, insomma, cioè mettersi a studiare quando è il caso, mettersi a lavorare seriamente per arrivare al top, poi per reggere un confronto anche con Dionne Warwick. Non è che lo reggi così, perché se non c'hai le famose serate con gruppi dove scaricavi anche gli strumenti, se non c'hai le ore se non sai poi un minimo anche di studio, voglio dire, o di affinamento, insomma, dove tu ti sei anche applicato, non reggi poi, perché non lo reggi, perché questa ti dice, sì, cioè l'intonazione va a farsi benedire, non hai la capacità di inserirti anche in suggestioni, in un mondo, di avere il senso della misura. Ecco, questo fatto mio, ma dico, applicato ai vari rami, voglio dire, può dare delle belle soddisfazioni se uno ha qualcosa da dire, qualcosa da fare. Se noi vogliamo essere un popolo di vinti, ci riusciamo benissimo, ma è la cosa più semplice, insomma. Però non siamo sardi. Pochi minuti prima di chiudere la trasmissione, parafrasiamo Marzullo, non ti chiedo se faccio una domanda, se dia una risposta, per carità. Fai finta che abbiamo... Non ti vedo come Marzullo, no. In questo senso sei molto meglio. Fai finta che abbiamo invece la sua bellissima pianista, anche se poi nelle immagini che vado a chiudere sarai tu e non la pianista. Con che brano chiudiamo? Trovami qualcosa di cui abbia la registrazione, se non faccio una figuraccia. Infatti ho trovato una cosa che non troverai mai, così dice. Guarda, mi raccomando questo. Stai attento perché sennò ti dico prendi la chitarra e fammela qua per chiudere. C'è un brano in Tumbu che secondo me ha ancora un bel mistero dentro, si chiama Trumas. Dovresti averlo perché io in concerto lo faccio sempre, non lo salto mai e penso che se hai gli ultimi concerti o qualcosa, quello c'è. È un brano estremamente particolare, parole di Pilonca, per cui è un brano, ascoltalo, insomma, magari se non lo conosci.
suoni che cosa sono? Sono suggestioni, sono... E vedere e sentire un suono in questo contesto. E allora raccontare cose che non hanno necessariamente bisogno di essere tradotte. La suggestione non ha bisogno di pagine 777, arriva nel cuore. Lui era uno di quelli che voleva vivere ai margini. Lui era uno di quelli che non perdonava gli amici che lo tradirono e non li perdonò. Si chiamava Samuele Stocchino. Sì, eppure stiamo parlando di uno che venne definito un bandito. Però, come dice giustamente Lussu, come può essere bandito uno che ebbe una medaglia in guerra? Qualcosa non funzionò. Qualcosa. Trumas. Scurta, sarvo che stesso vento. Quando lontana lugere, sole, luna e stados. Issa sticcana iugere, sos ranquidos fatos. Mas de todos os mortores las truvan sus diablos en trumas, sus principales con sus traidores, su tasa temporada para engrumas. Rizzos in delirio de occhi de Sanzone, los tenia a ingirio che canes a Sirbone, i teschi lisi rendido a mi mozzare sala, todos os que m'han vendido ante tu sorte mala. Dios de todos los muertos, las
adesso stai